Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale è l'avvocato Caleca. Avvocato, grazie per aver accettato il nostro invito. Oggi si trova ad Agrigento e quindi abbiamo approfittato. Quindi, ecco, l'avvocato Caleca sicuramente voi lo conoscete perché è una persona molto conosciuta. L'avvocato Caleca ha un impegno tra la professione di avvocato che ha incrociato anche quello della politica, una politica vissuta da protagonista con ruoli anche istituzionali. Ricordo il suo impegno, è stato lei assessore anche all'agricoltura. Ecco, un avvocato in procedimenti che investono la politica, un equilibrio sicuramente difficile da portare avanti. Ecco, come lo porta avanti? Insomma, vivendo le contraddizioni del rapporto tra la politica e la professione. È ovvio che io ho fatto una scelta di fondo che è quella di dedicarmi sostanzialmente alla professione. Se capita però anche l'impegno politico, cioè l'impegno politico vissuto non come occupazione primaria, ma come impegno proprio dato al sociale. Credo che questo qua tra l'altro sia, diciamo, il nuovo modo di intendere la politica, se vogliamo in qualche modo riabilitarla. Cioè la politica non deve essere più un mestiere o una professione, la nostra società civile non lo sopporterebbe più. La politica deve essere un impegno che come tutti gli impegni sociali poi deve essere anche a termine. Fatto il proprio ruolo, fatto il proprio compito, si può tornare alla professione, è quello che ho fatto io. Ecco, invece parliamo del suo aspetto di avvocato. Sì. Lei, diciamo che ha preso le difese di grosse personalità della politica, ecco l'intreccio sì, ecco, con la politica, Mannino, Cuffaro, attualmente difende Antonello Montante, ex presidente. Sì, ho la fortuna, insomma, ecco, e molti si spiegano come mai la politica devo dire che ovviamente la politica e la professione di avvocato hanno molti in comune. Hanno molto in comune e si cresce con un'esperienza politica, cresce l'esperienza professionale, ma anche al contrario. Tenga presente, insomma, che sia la politica che la professione di avvocato hanno in comune, come dire, il massimo della pubblicità e della mediaticità. Nell'antica Grecia entrambi si svolgevano nell'agorà, cioè innanzi al pubblico. Ecco perché c'è questo rapporto. Di solito nell'attività professionale un coinvolgimento in politica, ripeto, che sia temporaneo, porta anche a un arricchimento delle capacità professionali. Io lo consiglio molto ai giovani, soprattutto ai giovani che intraprendono la professione di avvocato penalista. Un coinvolgimento nel sociale, aumentare le esperienze della politica serve tantissimo nella professione, anche perché serve per capire i meccanismi istituzionali con cui spesso ci confrontiamo nelle aule di giustizia. Senta, recentemente col governo Renzi abbiamo visto che c'è stata la riforma Orlando, però la giustizia ancora ha tante pecche, tante persone. Certo. Ecco, lei da avvocato ci dia un po' il quadro di quello che ha bisogno la giustizia oggi e delle pecche. Sì, diciamo, la giustizia... Cosa farebbe lei, insomma, nel caso che lei fosse... Ministro della Giustizia. Devo dire che per ora è un momento delicatissimo per la giustizia, ma lo è per un fatto molto semplice. Quando si assiste a cambiamenti di governo così radicali, come quello che stiamo vivendo ora, diciamo, in Italia, dove nuove forze politiche, ma soprattutto nuovi modi di intendere la cosa pubblica vanno al governo, vi è la voglia legittima del governo nuovo di manifestare, diciamo, la propria capacità governativa, cioè sostanzialmente di imporre le scelte dell'esecutivo. Di fronte all'imposizione delle scelte dell'esecutivo, i primi a soffrire sono i cittadini che possono essere colpiti nelle garanzie individuali, che spesso vengono visti dai nuovi governi come ostacoli per l'espletamento della propria politica. Non è critica, perché ripeto, non legittimo, è giustificabile quando un ministro dell'interno dice arrestiamo le persone. È ovvio, perché vuole dimostrare la sua capacità di incidere, ma in quel momento ci sono garanzie individuali che vanno invece fortemente garantite. Siamo in questa fase storica. Non vi è nessun attentato alla democrazia, non vi è nessun attentato alle garanzie individuali, però vi è la necessità di difendere fino in fondo, oggi gli immigrati, domani i ladri, perché sono garanzie individuali che vanno difese. Se si supera questa fase critica, poi si può passare alla riforma della giustizia. Faccio un esempio, io sono preoccupatissimo, per esempio, per essere concreti, della riforma della legittima difesa. Sulla legittima difesa, io la capisco, lo so, io ho avuto anch'io nella mia casa di villeggiatura un accesso, diciamo così, abusivo da parte dei ladri, e so cosa si prova a vedere la propria abitazione e le proprie cose
private, personali, buttate sul pavimento, la porta aperta, la biancheria buttata sul pavimento, le fotografie possibilmente strappate dai propri carri, lo capisco. Cosa si prova in quel momento? E quale può essere la reazione umana nei confronti di chi in quel momento sta violando la tua privacy o ti sta rubando dentro casa? Ci sono scritti libri incredibili e come sarebbe facile in quel momento attentare anche alla vita di chi ti sta facendo quel danno. Ma non è possibile, vi sono dei principi che vanno difesi, il diritto è fatto perché si intervenga nei momenti patologicamente gravi a difesa dei beni essenziali come la vita. Se uno entra in una casa e sta rubando casa mia armato da un coltello, io non gli posso sparare col bazooka. Insomma, sono due beni contrapposti e il diritto mi deve dare la linea, mi deve guidare e mi deve dire che la reazione deve essere perlomeno pari alla reazione all'azione, perché ci sono dei beni che comunque, e in quel momento il diritto deve anche garantire che io non mi arrabbi troppo. In questi giorni stiamo vedendo anche, perché parliamo del nuovo governo, perché chiaramente saranno loro a determinare le scelte da fare. Ecco, stiamo vedendo questa forte presa di posizione del ministro Salvini, ministro degli interni, anche verso questo... Una volontà di rispondere... incitare anche le persone, un po' come quello che sta succedendo in America, no? Dove la gente è spinta a acquistare le armi, all'autodifesa, insomma, più che a una difesa da parte degli organi di polizia. Il ministro risponde a un'esigenza che è molto sentita, anche se in parte, diciamo, come dire, ipervalutata, che è l'esigenza che il cittadino ha di sentirsi garantito e protetto. Oggi noi temiamo, abbiamo grandi paure e inutilmente ci dicono che il nostro secolo è il secolo in cui il cittadino è più assicuro in tutta la storia. Non c'è mai stato un secolo in cui il cittadino è così sicuro di fronte. Però nonostante questo noi viviamo momenti di paura. La politica deve rispondere a questi momenti di paura. Salvini risponde in un certo modo. Le altre forze risponderanno in altro modo ed è giusto che il dibattito politico si svolga diciamo a questi livelli. Noi come difensori, come avvocati, dobbiamo garantire le libertà individuali. La politica faccia le sue scelte, sappia però che ci sono diritti individuali, garanzie individuali che non possono essere toccati. Se io devo essere condannato con un processo che sia giusto, equo, in cui mi posso difendere fino alla fine, in cui la mia libertà di difesa deve essere rispettata fino in fondo. Noi avvocati a questo momento stiamo rispondendo in un certo modo. Approfittiamo proprio di questo momento per lanciare già fin da ora, dal prossimo mese, una iniziativa nazionale che abbia un obiettivo preciso, cioè vorremmo inserire il valore dell'avvocatura nell'articolo 111 della Costituzione, cioè dare una copertura costituzionale al ruolo dell'avvocatura, al ruolo dell'avvocato. È un fatto importante anche simbolicamente, cioè la difesa dell'individuo, l'avvocatura ha un ruolo che deve essere ancora di più e fortemente riconosciuto dalla Carta Costituzionale, proprio in questo momento in cui invece i diritti individuali sono posti in discussione. A proposito di questo, lei nel 1994 dichiarò a Repubblica: se a Milano un legale difende un tangentista, difficilmente viene accusato anch'esso di essere tangentista. A Palermo invece se qualcuno difende un mafioso è piuttosto facile che si ritrovi sospettato di essere colluso con la mafia. Eppure assistere anche chi ha commesso il crimine più odoso è un dovere dell'avvocato. Quindi, diciamo... Sì, mi ricordo una frase di Simenon che diceva se tu sei innocente scegliti un avvocato qualunque, ma se sei colpevole scegliti un buon avvocato. Cioè, era il 1994, erano anche lì momenti particolari, momenti di grande emergenza e in quei momenti era estremamente anche difficile difendere chi era accusato di mafia. Oggi per fortuna in parte il clima è cambiato, anche se le regole deontologiche che valevano nel 1994 debbono valere fino ad ora. Non dipende da chi difendi, ma da come lo difendi. Se tu difendi anche il peggiore dei criminali, ma lo fai rispettando fino in fondo i diritti del criminale, ma le regole deontologiche che guidano la nostra professione, puoi difendere chiunque. Se invece difendi anche chi ruba in un supermercato e non rispetta le regole deontologiche, insomma, è un fatto grave. Quindi non dipende dal tipo di cliente, ma dalla fedeltà al proprio comportamento deontologico. È quello, insomma, quello che noi la toga sulle spalle ci aiuta ad entrare in contatto con le realtà anche più nere e più incredibili della patologia umana, ma quella toga
Ecco, se noi non rispettiamo quella toga, che poi la toga rappresenta il mantello, le regole che ci proteggono, se noi non rispettiamo quella toga siamo, come dire, facilmente attaccabili dal male con cui spesso veniamo in contatto. Però spesso, ecco, chi difende, diciamo, un boss, una persona, diciamo, un delinquente, insomma, mafioso, spesso si è venuto a trovare anche in situazioni imbarazzanti, spesso, insomma, qualche collega anche è stato accusato di favoreggiamento, per cui dico il limite anche sottile. Il limite è molto sottile, io ormai diciamo... Sì, il limite è molto sottile ed è pericolosissimo, sa perché? Ecco. Perché, ora parlo in generale, il male comunque esercita un suo fascino. Mi rivolgo soprattutto io sempre ai giovani, chi comincia questa professione. È ovvio che soprattutto quando ci si trova di fronte a clienti particolarmente, diciamo, importanti, anche economicamente importanti, ma anche capaci, come di incidere profondamente anche sulla tua vita, insomma, diciamoci la verità, possono questi qua esercitare in certo modo un certo fascino. Ora, io mi ricordo una frase che diceva Giovanni Falcone, che secondo me mi è rimasta impressa, la ripeto quasi sempre, quando dice: nessuno mai ti chiederà di entrare a far parte della mafia, perché nella mafia non ci si iscrive, nessuno mai te lo chiede. Certo, non c'è un Però dice attenzione che nella mafia si scivola, a poco. Prima ti diranno che sei bravo, poi ti daranno qualche soldo in più, poi ti diranno che ti possono fare avere qualche altro cliente, poi ti faranno crescere a poco, a un certo punto ti chiederanno il favore. A quel punto che fai? Allora, o tu sei stato capace fin dall'inizio di mantenerti fortemente ancorato ai principi deontologici, ai tuoi principi, ai tuoi doveri, e quindi nessuno ti chiederà il favore. Ma non devi dare mai l'impressione di cedere neanche per un millimetro da quello che sono i tuoi principi. Io mi ricordo che in tempi lontanissimi, possiamo dirlo, il momento in cui, insomma, la verifica che facevano clienti importanti ai propri difensori per capire se potevano, era per esempio: per favore, mi può spedire questa lettera ai miei familiari? Sembrava... No. Oppure, per favore, questo orologio non mi funziona, può portarlo fuori, lo dà ai miei familiari, me lo aggiusta e me lo riporta. Detenuto. Sì. Se tu in quel momento dicevi sì, ecco, si instaurava un rapporto. Diciamo... Mi ricordo un grande avvocato, che non c'è più, il professore Campo, che ha un cliente importantissimo, io ero giovane, che gli disse: per favore avvocato, professore Campo ha un cliente, ripeto, importantissimo, e gli disse: guardi, mi dispiace, io faccio l'avvocato, non faccio il postino. Il professore Campo che difendeva i personaggi più importanti in quel momento, ma dando così una lezione a tanti giovani che invece pensavano a qualche giovane possibilmente, che invece pensava che in quel modo poteva, come dire, acquisire la fiducia del cliente, perché trasmetteva una quello lettera. Praticamente diventa lo specchietto dell'allora. Poi ecco, sì, e non ci torna la più indietro. La prima prova per cui dice: esatto. Allora non bisogna cedere un millimetro. L'orologio può portare qualche altra cosa. È il principio che... Perfetto. Allora non bisogna cedere di un millimetro, non è strada che paga, anche perché poi abbiamo letto che loro stessi all'interno del carcere facevano una divisione. La divisione fra gli avvocati che servivano per i processi e quindi per le corti assise, che erano veramente avvocati, e invece quelli che servivano per mantenere i rapporti. E questo qui non è decoroso per la professione. L'avvocato è avvocato, ripeto, è il rispetto delle regole deontologiche, è la nostra forza, insomma è la forza dell'avvocato. Del resto l'avvocato deve essere libero. Se non è libero di urlare nelle aule di giustizia perché magari ha qualcosa che da nascondere, non fa bene il suo mestiere. Approfitto che parlavamo appunto di detenuti e la situazione anche carceraria. Dico, sì, magari se ne parla pochissimo. Se ne parla pochissimo perché voi siete a contatto quotidianamente se ne parla con pochissimo, queste strutture, però le carenze sono tante, a cominciare dal personale, a cominciare anche dal modo di vivere all'interno delle carceri, da una mancata riabilitazione, il fatto che insomma chi è in carcere e poi esce è sempre visto in un certo modo. Ecco, mi piacerebbe devo dire che diciamo, una delle cose migliori che ha fatto l'ultimo governo è proprio quello di intervenire, diciamo, sul carcere, ma intervenendo innanzitutto con delle norme molto importanti che il nuovo governo per la verità si appresta in qualche modo a criticare e a ritirare.
che fino a 4 anni, una sentenza definitiva fino a 4 anni di carcere, di detenzione, non necessariamente deve essere scontata in un carcere. Cioè, se tu ti applichi una condanna di 4 anni, prima bisogna vedere se puoi andare ai servizi sociali, eccetera, eccetera, eccetera. Sostanzialmente una prima condanna fino a 4 anni in carcere non vai, perché è definitivo. Nel momento della custodia cautelare il carcere viene considerato come l'ultima misura che il giudice può, proprio quando è indispensabile. Quindi vi era una sottovalutazione, uno svilimento della validità del carcere. Io mi auguro che rimanga questa impostazione, che il nuovo governo non ritiri queste norme. Il carcere è un luogo di sofferenza e così come è strutturato nel nostro paese e come funziona è una sofferenza particolarmente pesante. Mancano le strutture, difficilmente c'è un'opera di riabilitazione diciamo conseguente e soprattutto mancano quelle occasioni che consentono il rispetto integrale della dignità della persona. Queste strutture, queste carenze si trasformano in una mancanza di dignità. Vi è un grande sforzo di chi è addetto a questi compiti, a cominciare dalle guardie carcerarie, e però la sottovalutazione ideologica della persona all'interno di una struttura così, insomma, è estremamente pesante. Certo, noi non le vediamo più le manette al polso dei detenuti quando vengono in pubblico, però vi assicuro che dopo che si chiude un attimo il pubblico le manette le rimettono. Nelle traduzioni le manette le rimettono, negli spostamenti le manette cioè, vuol dire, è ovvio che vi è una necessità di rivedere complessivamente l'istituto carcerario. Comunque è importante anche la riabilitazione del detenuto. Credo che sia la cosa fondamentale. Ci sono esempi di strutture carcerarie dove avviano anche delle attività sociali, delle attività proprio anche dove è possibile, credo che dove è possibile lo sforzo. Ci sono strutture invece che dove è possibile, io vedo, soprattutto anche grazie al volontariato, che vi è un grandissimo sforzo per aumentare il valore riabilitativo del carcere. E lì, ecco, il volontariato ha un'importanza fondamentale. Spesso non possiamo chiedere allo Stato o alle istituzioni, insomma, di farsi carico di compiti che difficilmente possono svolgere. Ecco, se attorno al carcere si sviluppa un sentimento anche, come dire, se il detenuto non viene vissuto dalla città come un elemento da tenere lontano e da separare, ma come un soggetto che in qualche modo deve essere riabilitato, è la città che deve viverlo questo. Cioè Lucerdone, per esempio a Palermo, è stato visto negli ultimi tempi, per esempio, come un luogo in cui addirittura si può fare il teatro, i ragazzi vanno dentro a parlare con i detenuti, fanno teatro, i detenuti diventano attori, cioè la città si è fatto carico di questa struttura e di chi ci sta al suo interno. Questa è la riabilitazione. Non possiamo chiedere allo Stato o alle guardie carcerarie, ma dobbiamo chiedere alla città dove insiste l'istituto penitenziario. Lucerdone è una struttura di Palermo. Lo stesso dovrà fare Pagliarelli, e comincia a farlo pure Pagliarelli, dove le dimensioni più grandi rendono forse più difficile questo tipo di interventi, anche se cominciano a farle ci sono. Ecco, allora noi affidiamo le carceri alle città e chiediamo alle città di fare quello che lo Stato fino a questo momento non può fare. Avvocato, oggi è un giorno particolare, oggi si ricorda l'uccisione di Beppe Montana, certo. Ma luglio è stato un mese terribile, abbiamo visto qualche giorno fa si è ricordato la strage di Borsellino, quella di Falcone, i ragazzi sono venuti con la nave, insomma parliamo di 19 luglio, di questa 19 Sicilia, luglio, 20 luglio. Diciamo che ha avuto momenti terribili. Guardi, io queste date le ho vissute anche in un modo particolare, proprio sia quando, perché oggi è il giorno, però è anche giusto ricordare per indicare solo quel giorno. Noi dovremmo sempre, anche come giornalisti, ovviamente conoscevo e ho anche rapporti, diciamo, di frequentazione professionale, insomma, con chi ha pagato un prezzo così alto, ha perso la vita. E sono ricordi che, soprattutto nel momento in cui scelgo di fare la professione, come dire, mi tengo dentro, ma che sono vivi e presenti anche nello svolgimento del nostro lavoro. E per capire se è cambiato, guardi, il 18 luglio, se non ricordo male, o il 19, ora non mi ricordo, io ho avuto per il mio piccolo una bellissima sentenza, che proprio in quei giorni di quest'anno, una bellissima sentenza in cui veniva riconosciuto un fatto gravissimo. Io ho assistito processualmente la famiglia di Lia Pipitone.
In quei giorni il giudice di Palermo condannava a 30 anni gli autori di quel delitto, riconoscendo che quel delitto di Lia Pipitone era stato, se non voluto, avallato addirittura dal padre di Lia Pipitone. Sì, sì, sì. Capite voi come una legge della natura, l'amore del padre con il figlio, viene stravolta da una mentalità mafiosa. Non poteva essere tollerato che quella donna vivesse la sua vita e la sua libertà. Le dicerie avevano costretto Cosa Nostra a ritenere violato il proprio codice morale e il padre non si era potuto perlomeno opporre, o comunque aveva consentito che in una finta rapina la figlia venisse uccisa per ristabilire le regole di Cosa Nostra. In quegli anni Cosa Nostra con la sua morale violava le regole della natura. Oggi, dopo tanti anni, una sentenza condanna non soltanto quei suoi, ma condanna quelle regole, condanna quel modo di pensare. Palermo quindi è cambiata. Il modo migliore per ricordare quei morti in questo mese è valutare queste sentenze, dargli una forza anche, come dire, pedagogica particolare, per dire che si deve vincere, si può vincere, che la mentalità antimafiosa ha vinto per quanto mi riguarda, ma deve continuare a essere presente e vincere e trasformare così i ricordi in azione. Ogni tanto non lo dimentichiamo, ma nella nostra storia della Sicilia la gente non ci crede, c'è un buco nero, ci sono centinaia e centinaia di morti, di omicidi dimenticati, cioè di cui non si è mai saputo più nulla, ma stiamo parlando di centinaia e centinaia di morti, cioè lì c'era una guerra civile in quel momento. Di questi morti bisogna avere il coraggio di ricordarli, e un plauso va anche alla Procura di Palermo, che addirittura ha creato un apposito pool che ha il compito di tentare di scovare notizie e novità per riportare alla luce queste centinaia di morti dimenticati. Questo qua costituisce per la nostra società una sorta di ferita interna che dobbiamo in qualche modo sanare. Non possiamo dimenticare centinaia e centinaia di morti, la gente ogni tanto lo dimentica e noi non riusciamo a trasferire questo senso della storia di cos'era la nostra città ai giovani. Noi dobbiamo farlo, perché la mentalità mafiosa è sempre in agguato, cioè, dobbiamo fare ricordare cos'era quel periodo. Non soltanto quando il giornale L'Ora, il giornale palermitano, usciva con il numero 200, 300, 400, il numero dei morti che c'erano in quel periodo. Ma ecco, riuscire a trasmettere ai giovani questo senso di capire che la lotta è stata combattuta in una regione in cui sono stati uccisi tutti i vertici delle istituzioni, maggioranza e opposizione, in nessuna parte del mondo, in nessuna guerra civile, e sono stati eliminati tutti i vertici di tutte le istituzioni, solo in Sicilia. Maggioranza e opposizione, tutti, carabinieri, polizia, tutti, in nessuna guerra civile, mai in nessuna parte del mondo, in Sicilia sì, la mafia questo qui l'ha fatto. Ora, se noi non riusciamo a trasmettere questo qui ai giovani, perdiamo la battaglia. Oggi la battaglia contro la mafia si gioca sul ricordo e sulla ricostruzione della storia. Ecco perché è importante continuare a insistere e combattere affinché questa memoria non venga dispersa. Spesso si sente parlare di qualche omicidio di tanti anni fa, perché magari qualche testimone di giustizia, qualcuno che parla, qualche pentito, diciamo, non bisogna mai perdere la speranza. Questi morti hanno diritto ad avere i loro processi e ripeto, e sarebbe un fatto di grande importanza se noi dicessimo, e lo sta facendo anche la Procura di Palermo con grande professionalità, questi morti non sono dimenticati, perché noi non dimentichiamo cos'era la Sicilia prima e non ci sarà nessuna rivisitazione storica che ci potrà fare dimenticare quegli anni. Ecco, sul testimone di giustizia, sul collaboratore di giustizia, una sua i collaboratori di giustizia spesso avuto... vengono gestiti, ecco, spesso dopo anni si ricorda che anche lì spesso vengono un po' manipolati, indirizzati, no, il suo punto di vista. Sì, ecco, lo strumento, diciamo così, chiamiamolo, come si chiama, un pentito, che si rende meglio. Pentito, okay. È uno strumento antico quanto il mondo, cioè voglio dire, dipende tutto, non è una grande novità. È stata una novità nei processi di mafia, però questa prova così difficile da maneggiare, che è la collaborazione, appunto il pentito, è affidata unicamente alla professionalità di chi lo maneggia, dei pubblici ministeri, degli avvocati e dei giudici. Il pentito è uno strumento utile, però soltanto la professionalità
dei giudici, dei pubblici ministeri garantisce. Ora, per esempio, attualizziamo. C'è nel nuovo governo chi propone addirittura di istituzionalizzare l'agente provocatore. Cioè io per sapere se per sapere se il pubblico ufficiale, l'assessore, è un corrotto, incarico un finto poliziotto, un poliziotto che si finge imprenditore, che va dall'assessore e gli dà la mazzetta, lo mette alla prova e gli dà la mazzetta. Se l'assessore accetta, lo arresta. Agente provocatore, pericolosissimo, cioè questo è uno strumento che considero estremamente pericoloso, cioè, il nostro ordinamento non può tollerare questa tipologia, cioè, perché noi puniamo, il nostro ordinamento punisce chi ha commesso un reato, non chi potrebbe commetterlo, cioè l'agente provocatore diventa, diciamo, in alcuni reati è previsto, l'agente sotto copertura, in alcuni ordinamenti in modo più aperto, da noi qualcosa è previsto per esempio nel traffico della droga o anche nell'associazione mafiosa, ma mettere l'agente provocatore nei reati della pubblica amministrazione diventa, come dire, inquinare profondamente il nostro sistema. Io mi auguro che questa, ne parlo perché è una proposta in discussione in Parlamento, io mi auguro che questa proposta non venga accolta, perché insomma, agente provocatore è l'inizio di un disfacimento di un sistema democratico. Invece sulle intercettazioni, ecco, spesso vengono tirate in ballo le intercettazioni. Sì, le intercettazioni. C'è chi dice che se ne fanno troppe, c'è chi dice che dovrebbero ridursi, c'è chi dice che costano troppo, c'è chi dice che spesso queste intercettazioni ambientali sono poco affidabili. Ecco, punto di vista anche da un punto di vista processuale, che valore hanno? Le intercettazioni sono la prova regina, insomma, ormai tutti i processi. Senza intercettazioni non si possono fare processi, insomma, ormai diciamo... cosiddette cimici messe nella macchina. Senza ormai è ovvio che è un mezzo di investigazione particolarmente invasivo, perché ti invade la tua vita privata. L'ultima scoperta, addirittura i professori di diritto penale hanno fatto un appello che il legislatore poi in parte, diciamo, recepito, è l'utilizzo del cosiddetto Trojan o intercettazioni da remoto. Cos'è il Trojan? Il Trojan è chiamiamo così, un virus che con provvedimento del giudice, perché è stato in parte regolamentato, ti inserisco, faccio un'ipotesi, nel tuo iPhone o nel tuo computer o nel tuo telefonino. Da quel momento in poi tutto quello che fai tu sul tuo PC, sul tuo computer, sul tuo iPhone, io lo so. Cioè, conosco la tua vita, ti intercetto tutti i giorni, tutto il tempo, dovunque tu vada, perché è autorizzato, certo, perché il magistrato può autorizzare, certo, perché cammino con te, mi sposto con te, vivo con te, leggo le tue mail in tempo reale, vedo con chi ti contatti, con chi ti colleghi, ti intercetto in ogni momento, uno strumento fortemente invasivo. Il legislatore lo rende possibile questo tipo di intervento soltanto per reati eccezionali, per reati gravissimi. Ecco, lì è una questione di limiti. Esempio? Mafia, terrorismo, traffico di droga, cioè reati particolarmente gravi. Certo, lì l'invasione è totale, ma io credo che soltanto con i Trojan, per esempio, si è riuscito a colpire il terrorismo islamico. Cioè, quindi bisogna trovare la giusta sintesi tra diciamo, tutela della privacy e capacità investigativa. Oggi, senza il Trojan, i reati più gravi non si scoprono. Dicevano fonti ufficiali anche degli investigatori che fra qualche anno l'80% dei reati sarà commesso via internet. L'80% dei reati. Non avremo più possibilmente rapino, o ne avremo molto meno, ma avremo molti reati commessi via internet. Allora, senza questi strumenti nuovi, e però questi strumenti hanno dalla loro parte la invasività. Qual è la differenza? Se io metto dei cimici in macchina, intercetterò il soggetto solo quando è dentro la macchina. Se le metto nel suo ufficio, lo intercetterò solo quando è in ufficio. Ma se io metto il Trojan nel suo iPad, lo intercetterò dalla mattina alla sera, dovunque lui vada, qualunque cosa faccia e con chiunque entri in contatto. Quindi diventa come non altro che Grande Fratello, cioè diventa un controllo totale sul soggetto. L'invasione lì, la violazione della privacy è totale. Quindi capite insomma come è importante che un Parlamento disciplini questa tipologia di investigazioni.
addirittura l'ultima versione del Trojan, mentre diciamo, le versioni più antiche, come si installa tecnicamente? Arriva sul tuo computer un invito, per esempio, per favore ammacca questo link che ti arriverà un regalo, facciamo. Ammacca questo link, ammacchi il link ed entra il Trojan. Ora addirittura l'ultima versione, il Trojan entra senza che il soggetto ammacchi alcun link. Automaticamente il Trojan entra nel tuo computer, esistono dei programmi e da remoto, da quel momento in poi, il controllo è totale. Ecco, quindi perché ci vuole un grande dibattito tra giuristi che consenta di stabilire qual è il limite esatto tra esigenza di tutela della privacy ed esigenze però... Io ho visto poco, per esempio, siamo stati all'ultima conferenza stampa della DIA sul sistema mafioso, che diciamo, radiografava un modo diciamo, di gestire degli interessi mafiosi diversi, ad esempio l'ingresso in campo di soggetti stranieri, no? Certo, ormai mi scusi, credo che Cosa Nostra prima di tutto abbia capito, forse anche prima delle istituzioni, il valore della globalizzazione. Cioè, oggi la gestione del crimine, soprattutto a quei livelli, non può che essere globale. Può essere globale soprattutto se si pensa alla necessità che hanno le organizzazioni criminali di rendere difficile la tracciabilità dei flussi finanziari. Non mi stupirei, penso proprio che non ci sia stupirsi, per esempio, se una delle prossime frontiere del crimine fosse la criptomoneta, i bitcoin, la moneta, diciamo. Certo. Vedete, la contrapposizione fra istituzione e mafia, per esempio, è una contrapposizione su chi fa prima ad appropriarsi delle nuove tecnologie ed è una guerra, diciamo, tra chi per esempio scopre per primo gli strumenti per cui non si può essere intercettati e chi invece poi scopre la possibilità di intercettarli, e così lo stesso vale anche nella sfida per la globalizzazione, cioè Cosa Nostra, la mafia o le mafie, cambiato pelle, le mafie hanno cambiato tante che oggi non si parla più di mafia, ma si parla di le mafie. Sono tante che riescono a fare cartello, riescono a tutelarsi, a garantirsi in tutte le parti del mondo, creando così un potere globale parallelo o comunque che si interfaccia con i poteri istituzionali, che sceglie le parti del mondo dove è più facile inquinare, per esempio, che delocalizza le raffinerie della droga dove è più difficile il controllo, che organizza il sistema per lavare il denaro in quegli stati in cui questo è possibile farlo, in modo che però che sempre l'arricchimento poi sia in mano a un sistema criminale. Però ecco, l'immigrazione resta sempre uno dei dove c'è denaro, punti importanti. Il problema è uno, dove c'è denaro c'è la mafia. Cioè la mafia non crea ricchezza, stabilisce qual è il settore in cui vi è ricchezza ed interviene. Una volta la ricchezza era l'alcol e la mafia interveniva nel commercio dell'alcol, poi fu la droga. Oggi sui grandi movimenti migratori si muovono assieme ai grandi movimenti migratori enormi ricchezze. Si può costruire lì un mercato, diciamo così, di esseri umani di enorme valore economico, ma è assolutamente scontato che il crimine, se non l'ha già fatto, tenti o tenterà di organizzare una sua presenza anche in questo campo. Dove c'è possibilità di un arricchimento illecito, lì c'è pericolo che si inquini la mafia e lì bisogna stare attenti. Non vi è il minimo dubbio che il traffico degli esseri umani sia in questo momento uno degli... come lo è per esempio il traffico delle opere d'arte rubate. Sì. Abbiamo parlato qualche tempo fa del Caravaggio, ma non c'è dubbio che anche il crimine sa benissimo, credo che addirittura sia tra la terza e la quarta attività del grande crimine, il traffico delle opere d'arte rubate. Se ne parla poco perché fa meno, diciamo, meno scalpore mediatico, ma è anch'esso un elemento di interesse del crimine. Dove c'è possibilità di guadagnare, lì c'è il crimine. I rifiuti, ad esempio, sui rifiuti. È ovvio, no? Cioè, sarebbe strano che non ci fosse il tentativo di Cosa Nostra di inserirsi nel traffico del governo dei rifiuti sul territorio, mi pare chiaro. Allora, le istituzioni devono avere la capacità di capire questi pericoli e di adottare, prima ancora che arrivi il magistrato, tutti gli strumenti che non consentano al crimine di intervenire. E gli strumenti tutto sommato sono sempre uguali, che sono la massima trasparenza, come dire, consentire un controllo da parte dell'opinione pubblica e di voi giornalisti, insomma, su tutto quello che succede, su come viene speso i soldi per i rifiuti, insomma, è soltanto la trasparenza e la pubblicità quello che impedisce al crimine, insomma, di avere un ruolo fondamentale. Senta, lei attualmente difende Antonello Montante. Sì. Stamattina proprio abbiamo sentito di ulteriori
sì, siamo uno diciamo, snodo... accuse verso sì, il Presidente Schifani, capisco che c'è un'indagine in corso. Sì. Ma ecco, però dico, e da lì vorrei un po' incuniarmi anche nella sua esperienza politica nell'ultima parte della nostra intervista, perché diciamo, Antonello è stato determinante, diciamo, le sue dichiarazioni sull'assessorato alle attività produttive, un assessorato molto forte, per cui ecco, per tanti anni abbiamo vissuto sotto questa guida, sotto questa direzione, l'influenza tra politica e classe imprenditoriale e rifiuti, insomma tutto un sistema che condiziona, ha condizionato e secondo me continua a condizionare, sicuramente non è il cambio del Presidente, perché determinati poteri forti cade Antonello, ma ci sarà qualcun altro magari a prenderne il posto. Dico, sto facendo non nella personalità verso Montante, assolutamente, però ecco, verso un sistema che condiziona fortemente la politica. Ecco, io intanto devo dire che per quanto riguarda l'indagine siamo uno snodo a mio avviso importantissimo, cioè perché si sono chiuse le indagini rispetto, diciamo, al momento iniziale dell'indagine, a mio avviso una grossissima novità, perché ricorderemo tutti che l'indagine parte dal sospetto che Montante, dietro, diciamo, questa antimafia che secondo l'accusa sbandierata in realtà avesse rapporti poco chiari con l'organizzazione mafiosa, cioè la prima incolpazione di Montante era concorso esterno in associazione mafiosa. Ora, questa accusa, che era il doppio gioco, l'indagine si chiamava double false, doppio gioco. Questo doppio gioco non c'è stato, perché l'imputazione, l'incolpazione che riguarda il concorso esterno è caduta verso l'archiviazione. Rimane, alla fine, il procedimento si conclude con un'altra incolpazione. Di avere costituito un'associazione semplice, non con i mafiosi, anzi, al contrario, con vertici di carabinieri, polizia, guardia di finanza, soggetti che hanno avuto un ruolo importantissimo anche nella lotta alla mafia in Sicilia, questo qui lo vedremo, è ben alto rispetto all'iniziale accusa, di avere costruito un sistema che in qualche modo, come dire, tutelasse, poi vedremo come, insomma, quello che è il resto del processo, se stesso, si legge nell'atto una cerca di imprenditori a lui riferibili. È un'altra accusa, cioè un altro mondo rispetto all'accusa iniziale. Una cosa è essere associato con Totò Riina, altro è essere sospettato di essere associato con il capo dei servizi segreti, con il capo dei carabinieri. O con i servizi segreti deviati, insomma. È un altro mondo, cioè, sicuramente non c'è il doppio gioco. Poi noi siamo convinti di riuscire a dimostrare nel corso del processo anche la linearità dei rapporti con le istituzioni. Cioè, ma questo, insomma, attiene al mio ruolo di difensore ed è giusto che me la veda nei processi, non qua. Certo, bisogna rileggere bene questa storia della Sicilia, bisogna leggerla bene per evitare, come dire, di incorrere in errori. Io vorrei ricordare cos'era Confindustria prima che un gruppo di imprenditori di Caltanissetta facesse quella scelta. Confindustria era quella di Libera Grassi. Ora, c'è stato un mutamento però, avvocato, aspetti, no? Io ricordo anche ad Agrigento l'industriale Moncada, una volta noi siamo andati a una conferenza stampa presso la sede di Confindustria al porto, alla zona portuale, vicino al porto, in Messina Marine, dove c'erano denunce precise verso, quindi c'è stato un mutamento da Libero Grassi. No, Libero Grassi era Confindustria che lasciava solo Libero Grassi, dico al contrario, cioè era una Confindustria che lo lasciava solo e che ha consentito, diciamo, che venisse ucciso sostanzialmente. Dopo è nato questo movimento, diciamo, Moncada, Montante, altra gente in Sicilia, è nata questa voglia di... È possibile distinguere tra un'antimafia buona e un'antimafia cattiva? C'era un'altra scelta, vuol dire, dobbiamo dare un giudizio negativo su quello che è successo, forse lo daremo sugli ultimi momenti di questa antimafia. Io però ora reputo che sia una sconfitta che nell'ultimo processo per associazione mafiosa a Palermo, che vede alla sbarra 60 imputati per mafia, ci siano soltanto 3 costituzioni di parti civili e siano sparite le costituzioni di parti civili delle associazioni antimafia. Fino all'altro giorno ce n'erano tantissime. Ora io tra un'aula di giustizia, in un processo di mafia, in cui ci sono tantissime parti civili, alcune possibilmente anche tarocche,
contro la mafia e un'ora di mafia in cui non c'è nessuna parte civile, io preferisco la prima, rischiando pure la parte civile tarocca. E me ne assumo, come dire, per me questo è un giudizio politico, non tecnico, ma preferisco la prima perché il senso di solitudine che vivranno quei 3 commercianti che in quell'aula, soltanto con l'aiuto di Addio Pizzo, si sono costituiti parte civile, è un senso di solitudine che io ho visto 20 anni fa, e quando era difficilissimo difendere le parti civili, e invece quella presenza massiccia era la dimostrazione anche, dava un senso anche di protezione a chi aveva il coraggio di affrontare la mafia. Io non credo che abbiamo fatto, che qualcosa non ha funzionato. Se oggi non abbiamo più le parti civili, se diminuiscono i soggetti che collaborano, se diminuiscono i soggetti che hanno fiducia nella collaborazione, non credo che... Dobbiamo ripensare, dobbiamo fare qualcosa che ci riconsenta, sa perché? È così, insomma, dico la mia... Io sono convinto che noi siamo ad un passo dalla sconfitta definitiva di Cosa Nostra, che è soprattutto una sconfitta culturale e una sconfitta, diciamo, ideologica, se diciamo. Siamo ad un passo, cioè, non possiamo sbagliare l'ultimo miglio. Cioè, se noi in questo momento ci fermiamo, se in questo momento la società civile perde fiducia nella capacità di reagire, torniamo indietro di 20-30 anni. Dobbiamo mantenere altissimo, diciamo così, il livello di coscienza e non sbagliare l'ultimo miglio. Io credo che nella storia mai siamo stati così vicini alla possibilità di sconfiggere per sempre Cosa Nostra. Però non possiamo sbagliare queste ulteriori mosse che ci aspettano di qua nei prossimi anni. Però la figura di Montante rappresenta anche, diciamo, un salto di qualità verso il condizionamento politico. Abbiamo visto questo video di Crocetta conservato. No, l'abbiamo visto, non sappiamo se esiste. Questa camera blindata e il suo tentativo di rompere tutte queste mi consentirà queste cose. Mi consentirà il massimo riservo però su questo. No, assolutamente. Però dico, perché speriamo che lo chiariremo. No, il concetto è capire insomma che intanto la mafia, ci sono 2 livelli di mafia, c'è una mafia quella paesana, quella insomma mirata a interessi diciamo più territoriali, e una mafia dai colletti bianchi dove chiaramente rientra il condizionamento politico, per cui io voglio l'assessorato X, voglio la gestione del bando, voglio la gestione dell'immondizia, è lì il limite secondo me su cui diciamo su un filo di rasoio. Io però distingo nettamente, a prescindere diciamo, dal caso Montante, due cose molto due cose molto precise. Una cosa è la mafia, tutto il resto è altro. Cioè, la mafia ha una struttura particolare e la mafia rispetto diciamo, a tutte le altre problematiche si distingue per un fatto, che uccide le persone. Certo. Uccide gli investigatori, uccide i giudici, uccide la libertà, uccide. Poi abbiamo un problema diverso, che è di come si forma il consenso, di come si formano le classi dirigenti, di come si nominano gli assessori, di come si nominano i governi, di quanto pesano i centri di potere, oppure le lobby, come Confindustria, ma come i sindacati, per esempio nella nomina dei governi. Cioè voglio dire, non so se è giusto che per esempio il ministro di un governo venga indicato da Confindustria. Non so neanche se è giusto se il ministro del lavoro venga indicato dai sindacati, ma è un'altra discussione, è una discussione fisiologica, in cui forse sono stati fatti grandi errori, a cominciare dalla scomparsa dei partiti, e quando scompaiono i partiti è chiaro che è la lobby che mi indica l'assessore. Ma ripeto, questo entriamo nella fisiologia, non confondiamo questo con la mafia. Ecco, cambiamo argomento, come attiguo, lei ha avuto l'esperienza diciamo, di assessore all'agricoltura per 9 mesi. Ecco, lei ricordo una sua dichiarazione: negli ultimi anni l'assessorato ha finanziato milioni di euro di progetti europei, ma non ho nessuno strumento per controllare a chi vanno questi soldi. Esattamente. Questo qui fu, diciamo, io venivo mi ha colpito, diciamo. Venivo, diciamo, dall'esperienza del rating di legalità nel mondo dell'imprenditoria, eccetera, e all'agricoltura mi resi conto che venivano finanziate attività nel mondo agricolo considerate appunto ai margini, in cui addirittura si elargivano 1 milione di euro, 500.000 euro, senza alcuna verifica, insomma, da chi se quei soggetti per esempio avessero i requisiti dell'antimafia. E ho proposto di fatti che venissero approvati i rating anche in agricoltura. Cioè l'idea che l'agricoltura era, diciamo, il mondo dei poveracci e quindi non destinato a non essere attenzionato era estremamente sbagliata.
In agricoltura si spendevano e si spendono una quantità enorme di denaro e ovviamente, torniamo ai discorsi di prima, e lì c'è Cosa Nostra, dove si spende denaro. In agricoltura il finanziamento della Sicilia per l'agricoltura, il famoso PSR, è il più grosso, è superiore a quello dell'Irlanda. Sì, cioè l'assessore all'agricoltura in Sicilia ha una capacità di spesa dei fondi europei che è superiore a quella dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. Ebbene, l'assessore in quel momento non era in condizione, l'ufficio, l'amministrazione, di porre alcuna tutela affinché quei soldi non andassero, diciamo, in mano ai mafiosi. E la stessa cosa abbiamo visto con i pascoli. Ho visto quello che è successo nelle Nebride, dappertutto, cioè si davano i terreni alla regione demaniali, si concedevano a un pascolo finto, sostanzialmente cartolare, in modo che chi aveva la disponibilità cartolare di quelle terre demaniali potesse usufruire dei contributi europei. Ovviamente chi è capace di organizzare questo? Chi è sul territorio, e chi è sul territorio in alcune zone Cosa Nostra, cioè un mondo, e il mio tentativo è stato quello di portare allo scoperto questo mondo non contro i contadini, o contro gli agricoltori, ma a favore degli agricoltori, perché secondo me già l'agricoltore sta malissimo in Sicilia. Se poi il contributo dell'Europa invece di andare all'agricoltore va a Cosa Nostra, penso che stia ancora peggio. Senta, lei quando era al governo Crocetta, diciamo, andò via insieme con la giunta, con Lucia Borsellino, qualche giorno prima, per un ritorno al passato, perché a quanto pare un ex cuffariano doveva entrare in giunta, eppure lei aveva difeso Totò Cuffaro. Come vede, quindi, diciamo, una cosa, come vede sono due piani, completamente diversi. Sono due piani diversi. Io, come dire, quando ho fatto politica non ho mai parlato della mia professione. Quando faccio professione non ho mai parlato della politica. Cioè, devo scindere. È ovvio che, come dire, se uno avverte, come io avvertì in quel momento, che la spinta, come per usare un termine che noi comunisti ci piacciamo, la spinta propulsiva è in esaurimento, io che di politica non vivo, era ovvio che dovessi tornare indietro. Cosa le è rimasto di questa esperienza? Mi è rimasto, politica? Devo dire, lo dico sempre, una sorta di dipendenza, come tossicodipendente, al mondo del vino, alle cantine siciliane. Abbiamo una ricchezza, abbiamo una ricchezza, l'abbiamo seguita, diciamo, le cantine siciliane, la produzione è di una ricchezza, di una lungimiranza, ma di una bellezza che rimane impressionante. Quindi si può fare ancora di più. Si deve fare, si può fare, vi è una ricchezza. Insomma, io a un certo punto volevo, ovviamente non ho le capacità, insomma, i momenti di ricchezza della Sicilia sono stati trainati sempre da personaggi dell'industria, i Florio, la ricchezza della Sicilia. Cioè, è stata l'imprenditoria che ha trascinato la Sicilia. Io volevo stringere un patto con questi qua del vino, con le cantine, per dire: governate voi la Sicilia, ricreate voi la Sicilia, cioè ripartiamo da qua, stabiliamo un patto in cui andiamo nel mondo a portare il marchio Sicilia, partiamo dalle cantine, perché secondo me le cantine, questo è un mondo che non tutti conoscono, ma è misteriosissimo. Ci sono giovani, ci sono donne, un prodotto di una qualità incredibile. Da lì dobbiamo ripartire, e questo mi è rimasto molto, sa? Questo è l'unico rammarico, che non avere più rapporti con questo mondo, poi per il resto vabbè, ma questo è il mio unico rammarico. Ci fu anche un momento in cui uscì fuori anche una sua candidatura a governo all'ultima elezione a Presidente della Repubblica. La tirarono fuori. Poi si scelse Micali, il centro-sinistra, ma in tanti sono convinti che con lei forse i numeri sarebbero stati più gonfi. Troppo buoni. No, devo dire, un po' le dichiarazioni che abbiamo preso. Ripeto, sarebbe sbagliato dire che disdegno l'impegno politico, non è vero, che sarebbe assolutamente sbagliato. In condizioni che lo consentono si deve dare il proprio contributo, quando le condizioni lo consentono, sapendo però che quando le condizioni non lo consentono uno se ne deve andare, cioè nel senso che ma ecco, molto laico. Io mi è piaciuto farlo per quei 9 mesi, non ho sofferto un secondo quando me ne sono andato. Se dovesse capitare nuovamente un impegno politico e sociale lo rifarei volentieri, così come sono felice di fare il mio mestiere, di fare la mia professione. Ecco, se noi riuscissimo anche a rendere tutto questo, come dire, condivisibile all'opinione pubblica, avremmo forse meno antipolitica. Cioè io non so se ci ho guadagnato, ci ho perso in quei 9 mesi, l'ho fatta con tranquillità, forse economicamente qualcosa ci ho perso, però non mi importa, perché poi stare uno sciocco, non dire che ho recuperato perché sono diventato anche più famoso, ma è una scemenza. Se è fatto tutto con grande, diciamo, anche leggerezza,
Però lo faceva con impegno, sì, appunto, nonostante con impegno, diciamo, certo, il suo impegno anche forense, certo. È ovvio, ci vuole leggerezza e non innamorarsi mai del potere. Il potere è vuoto. Se il potere non è fatto di passione, questa è un'altra cosa che ho imparato in quei 9 mesi. Io non sapevo che un assessore regionale fosse così potente. L'assessore regionale in Sicilia è potente. Ed è una potenza, diciamo, come dire, che ti può incidere anche sul tuo modo di pensare, di essere, della vita, perché vi assicuro che è potente, insomma la gente vi assicuro che è potente. Tu però non ci si può innamorare di questa potenza e pensare di non poter vivere senza questo ruolo. E lì bisogna stare attenti. E lì bisogna stare attenti, bisogna stare attenti e capire insomma, che l'elemento che ti deve guidare deve essere la passione e non l'amore per un potere. Senta, una sua valutazione sull'autonomia siciliana, perché vedo che oggi molti diciamo, sono convinti che la nostra autonomia sia stata più un cappio che momento di sviluppo. Io personalmente sono convinto che l'autonomia andrebbe ancora maggiormente aumentata e presa in visione. Però ecco, vedo che in tanti ambienti politici questa autonomia, insomma... L'autonomia di per sé è un valore, il cappio sono state le classi dirigenti che l'hanno vissuta in questo modo. Un'autonomia vissuta così come è scritta nello statuto farebbe la Sicilia una regione estremamente all'avanguardia. Anche per un punto di vista economico, cioè, punto di vista economico scusate, avremmo una Sicilia, insomma tantissime anche ristori economici non ci sono stati riconosciuti. Avremmo una regione oggi noi capace di contattare direttamente con l'Europa. Cioè, avremmo una regione capace addirittura, non dico di fare la politica estera, ma di essere centro del Mediterraneo, cioè una sua autonomia, una sua capacità, un suo Parlamento, una sua forza. Sa qual è il problema? Noi abbiamo un'autonomia forte con un potere politico debole. Se noi avessimo un potere politico forte, con l'autonomia che abbiamo, saremmo una grande regione. Cioè, il Presidente della regione siciliana, se ha un peso politico forte, ha in mano uno strumento talmente forte... Perché insomma, si usa poco, avvocato? Perché anche Crocetta andò lì col cappello in mano, debolissimo. Ora non so Musumeci cosa riuscirà a fare. Io ricordo a me stesso innanzitutto che il Presidente della Regione siciliana deve partecipare alle riunioni del governo della nazione, in alcune materie, in alcune cose, cioè, in quei momenti ha il ruolo di ministro della nazione, cioè, altro che potere debole. Altro che strumento debole. È ovvio che se tu hai questo strumento forte e un potere politico debole, se nessuno ti invita ai consigli dei ministri e nessuno manco si pone il problema, è ovvio che non è colpa dello statuto, ma è colpa del potere politico. Quindi non pensiamo che abolendo il potere l'autonomia abbiamo risolto il problema, anzi potenziamo l'autonomia e devo dire che qui alcune iniziative anche del governo Musumeci vanno in questa direzione, perché comunque questo governo ha in sé una forma di cultura che valorizza l'autonomia. Allora, ultimissima parte della nostra trasmissione, siamo quasi diciamo, al limite. Ecco, vorrei una sua riflessione su questo momento politico relativo alle ultime elezioni. Allora, Renzi perde, straperde, 5 Stelle vince nazionalmente, in particolare nel Regno delle Due Sicilie, tutto vestito di giallo, ricordo un giornale che c'è la pagina... in Sicilia vince Musumeci con uno scarto ridottissimo, per cui Cancellieri era là per là, insomma fino all'ultimo c'era qualche differenza di virgola. Ecco, cosa è successo affinché è successo, diciamo, secondo me è successo una cosa questo abbastanza... cambiamento, i vecchi punti di riferimento non ci sono più e la gente non ci ha votato di pancia in un certo senso. Perché? No, la gente se vota così, vota perché insomma, si convince e fa bene. Cioè, il punto è uno, non è mai colpa della gente che vota, è colpa diciamo, della proposta politica. Il dato oggettivo, secondo me lo dico con molta serenità, è che nell'Occidente, a cominciare dall'Italia, ma prima dall'Europa, sparisce una proposta che sia una proposta di sinistra. È sparita, diciamo, di fronte ai problemi del mondo, la sinistra, il centro-sinistra, non è stato capace di avere una proposta che cogliesse diciamo, quei bisogni. Faccio una cosa molto semplice. Noi conosciamo qual è la proposta di Salvini sugli immigrati. Che uno la può condividere o meno, però sappiamo qual è la proposta del centro-sinistra sugli immigrati. Che cosa di differente rispetto a quella di Salvini? Come risponde anche alle paure degli italiani, degli europei, nei confronti degli immigrati. La lotta di Salvini è precisa, o sì o no. La proposta dei populisti, dei sovranisti è precisa. Tutti a casa loro sì o no. Come risponde la sinistra a questo grande
L'unica che risponde, e in modo anch'esso molto preciso, per esempio la Chiesa, che risponde in un altro modo contrapposto a Salvini. Ecco, come le vede, in questo dibattito sparisce perché non è più capace di fare una proposta. E oggi la competizione in tutto il mondo e in Italia è fra un populismo sovranista e, come sempre, le regole del mercato che vengono rappresentate dal centrodestra. Cioè la risposta alla competizione che io vedo nei prossimi anni è tra un populismo e un centrodestra che rappresenti le regole del mercato, tra chi ritiene che i problemi possono essere risolti da uno Stato forte, come per esempio Salvini, in parte anche Di Maio, e chi invece pensa che il mercato e quindi le libertà liberali, diciamo così, hanno in sé la forza di risolvere questo problema. Secondo il centrodestra, come disse giustamente per esempio Miccichè, in Sicilia non è un nostro problema, cioè è il mercato che risolve il problema. Pigliamo Mazzara per esempio, no? Mazzara ha risolto il problema dell'immigrazione, il mercato. A Mazzara l'immigrazione è, diciamo, integrata con quel contesto. Ecco quindi la contrapposizione. In questa contrapposizione sparisce la sinistra e ci vorranno anni per ricostruire una proposta di sinistra ai bisogni del mondo. Una proposta di sinistra al bisogno di uguaglianza e di altro. In questo Ma secondo lei la responsabilità di Renzi, quando ha perso il referendum, che ha promesso agli italiani che andava via, invece poi non è andato via, quanto ha inciso tantissimo, secondo lei? Però quelli sono errori, avrebbe perso comunque le elezioni. Sono tantissime, diciamo, Renzi è sinistra. Anche qui, se noi vediamo il comportamento di Minniti quando era ministro e Salvini, la differenza è di quantità, non di qualità. Cioè, e se allora tanto vale che vado al maestro rispetto all'allievo. Cioè, ho una proposta che sia decisamente alternativa e la costruisco, ma se io devo imitare la proposta di Salvini, meglio votare Salvini, dice la gente, che non votare chi lo imita. Ecco, non si riesce a vedere la distinzione di posizioni. La centrosinistra non ha una risposta adeguata ai nuovi bisogni del mondo, ai nuovi bisogni della collettività. Manca questa proposta e fin quando non ci sarà questa grande proposta, centrosinistra. Come valuta l'uscita di scena di un leader agrigentino, ministro per tanti anni, avvocato Alfano, ora fa l'avvocato per conto di uno studio di consulenza verso le materie estere? Ecco, una sua valutazione chiaramente anche politica. Io devo dire che valuto... C'è difficile. Grande coraggio. Anche lì, e questo qui testimonia di una personalità molto forte, perché riuscire a un certo punto della propria vita a dire io fino a questo momento ho fatto tutto, da questo momento in poi faccio l'avvocato, dà una dimostrazione secondo me anche di forza interna assolutamente particolare, condivisibile. Se questo qua diventasse una buona occasione per tutti i politici, per esempio, che a un certo punto dicono vado a fare un'altra cosa, la finiremmo di avere la casta dei politici, faremmo gente ordinaria che ogni tanto fa pure politica. Angelino l'ha fatta pure bene per un certo periodo di tempo, l'ha fatta bene, era col centrosinistra, ha aiutato Renzi, ha impedito all'Italia di finire nel burrone, ricordiamoci a che punto eravamo, ha pagato un prezzo altissimo per queste scelte che ha fatto. A un certo punto dice ok, basta, ma faccio un'altra cosa, perfetto, va benissimo. Ultima domanda, basta. Ecco, tra 6-7 mesi credo che si andrà a votare alle europee. Potrebbe esserci un suo impegno nel caso che magari qualche partito, non so, il PD magari, può chiamarla a spendersi elettoralmente per le europee? Io ripeto, ho assunto l'impegno di considerare la politica come una cosa importante e seria. Se si determinano condizioni, io il mio tempo lo dedico anche alla politica, lo ripeto, senza farne di questi il mio mestiere principale. Se si può fare, si fa, altrimenti no. Non è un mestiere, non è un lavoro, non mi devo arricchire con la politica, e se noi riusciamo a far partire questo messaggio, posso dire una cosa, diventa una cosa, dobbiamo avere la capacità, insomma, di spogliare il potere. Non si ha idea cos'è la regione siciliana, di raccontare, posso dirlo? Sì, con piacere. La cosa che io, per esempio, scoprì... Tanto non ci vede nessuno. Non ci vede nessuno. La cosa che io scoprì quando ero assessore regionale è che esiste, per l'assessore che parte, non soltanto, diciamo così, il rimborso di tutte le spese, eccetera, eccetera, quindi l'aereo, il ristorante, il taxi, quella. Ma io ho visto una cosa che mi ha rimandato ai tempi, che oltre tutto questo, la cosiddetta diaria, cioè che, se non ricordo male,
di 150 euro al giorno se sei in Italia e di 500 euro al giorno se sei fuori dall'Italia. Ma che senso ha? Insomma, avere pagato tutte le spese, il tax, l'albergo, eccetera, e in più oltre perché vado oltre lo stipendio che prendi, e perché vado a Roma avere la diaria 150 euro. Quello è un privilegio inutile, vuol dire, è un privilegio inutile, cioè assolutamente inutile, perché se io faccio l'avvocato e vado a Roma a fare la Cassazione, mica mi pagano perché mi pagano per il lavoro che faccio, cioè, se io vengo da Agrigento al Tribunale di Agrigento mi pagheranno le spese, ma perché la diaria? Retaggio di vecchi privilegi. Ecco, ma questo governo 5 Stelle riuscirà a fare qualcosa? Vediamo se aboliscono le diarie, per esempio. La diaria è una bella... Hanno fatto l'abolizione hanno fatto alcune cose, quello del microcredito è un fatto molto importante. Il microcredito è un fatto molto importante, devo dire, adesso l'onorevole Stene di Piazza, quella è una grande iniziativa. Il microcredito interviene in settori, in momenti di difficoltà delle persone dove nessun'altra struttura interviene, e quello è un fatto importante. Quando fanno cose importanti va riconosciuto. Quello è un fatto sicuramente importante, e devo dire che io, quando ero assessore, su alcune grosse battaglie mi sono ritrovato molto più 5 Stelle, lo dico apertamente, che non per esempio anche il PD. Su alcune grosse battaglie i 5 Stelle mi sono stati vicini. Mi ricordo alcune battaglie che riguardavano la difesa, per esempio, del patrimonio boschivo della Sicilia, dove io ho assunto delle iniziative per evitare che i boschi venissero svenduti, anche lì, che venissero svenduti, che boschi venissero svenduti ad imprenditori, insomma, per eccetera eccetera, e in quella battaglia ho avuto vicino a me i 5 Stelle. Oppure nella battaglia per evitare sprechi nella fase iniziale della gestione di Expo a Milano, abbiamo i 5 Stelle, mi sono stati molto vicini, anche più di quei partiti del governo in quel momento. Che lei fu assessore quando c'era... L'inizio, il primo giorno, quando abbiamo fatto quella gran bella figura col esatto, quando abbiamo scoperto che e appunto lì abbiamo evitato che assieme alla cattiva figura si trasformasse in una specie, insomma, perché lei si dimise subito dopo, credo lo stesso mese. Poi fu nominato, mi pare, Ezechiele... No, dopo di me c'è stata la dottoressa Barresi e poi Antonio Cracolici. Che lei ha difeso pure Sì, vabbè, poi comunque. E poi Antonio Cracolici. Avvocato, è un piacere parlare con lei. Abbiamo fatto la seconda puntata l'intervista in maglietta, quindi abbiamo detto tutto quello che si può dire d'estate, no? L'intervista in maglietta. Grazie per aver accettato il nostro invito. L'avvocato Nino Caleca del Foro di Palermo è rappresentante dell'Unione Giuristi Cattolici appunto di Palermo. Ringrazio sempre i nostri telespettatori che seguono TVA sul canale LCN 92 in tutta la Sicilia e Bassa Calabria. Noi questa puntata la metteremo sui nostri canali YouTube di Televideo Agrigento, sui canali Twitter e sui canali di Facebook, per cui si può vedere anche in tutto il mondo grazie allo streaming di televideoagrigento.tv. Auguriamo all'avvocato Caleca buone ferie e anche una buona prosecuzione, e chissà, domani in politica può magari riprendere. Grazie, una buona serata. Buonasera.